Si svolgerà mercoledì l'autopsia sul corpicino di Adam Mohamed Abdelmoet Ibrahim Seddiq, il bambino di 2 anni di origine egiziana, morto martedì scorso dopo una disperata corsa all'ospedale di Padova durante un intervento al braccio destro considerato di routine all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Sul caso indaga la procura di Padova dopo l'esposto presentato dalla famiglia. Nel frattempo, nell'ULSS 5 Polesana, la Regione Veneto ha inviato gli ispettori. Abbiamo attivato una procedura con Azienda Zero che permette ovviamente delle visite ispettive dopo l'audit clinico da parte del reparto. Questo è quello che noi amministrativamente dobbiamo fare, poi ovviamente la procura farà il suo corso e noi siamo assolutamente convinti che la procura sarà in grado di dimostrare eventuali responsabilità del caso. La famiglia di Adam da subito ha chiesto che sul caso venga fatta piena luce. In Italia da 1 anno con i genitori e i fratelli, Adam viveva a Fidenza nel Permense. Accanto ai genitori disperati per la perdita del loro figlio più piccolo, l'Associazione degli Egiziani in Italia. Domenica in 200 hanno chiesto giustizia davanti all'ospedale polesano. Vogliamo che esci fuori la verità di questo ospedale! Vogliamo sapere cosa è successo al nostro figlio! Giustizia! 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 Tante le domande aperte. La famiglia, attraverso i suoi legali, vuole capire dove sia morto Adam, se in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Padova o se dopo l'arrivo nella città del Santo, e il perché non sia stato usato l'elisoccorso. Una volta restituito alla famiglia, i funerali del piccolo Adam si svolgeranno in Egitto.